Quanto all'ENPAP, va detto che l'ENPAP è l'ente nazionale di previdenza degli psicologi, quindi è l'ente a cui si deve fare riferimento nel momento in cui si inizia l'attività professionale. Non va confuso il fatto che l'attività professionale non bisogna pensare che lo svolgimento dell'attività professionale sia necessariamente legato all'apertura della partita IVA e basta. Infatti l'obbligo di iscrizione all'ENPAP esiste per tutti quegli psicologi che svolgono libera professione, anche sotto forme contrattuali diverse da quella del lavoro autonomo in senso proprio, il che significa che sicuramente lo psicologo titolare di partita IVA deve iscriversi all'ENPAP in concomitanza dell'incasso del primo compenso professionale, ma anche che lo psicologo che faccia attività in forma di lavoro autonomo occasionale piuttosto che in forma di collaborazione coordinata e continuativa dovrà assumere come ente di riferimento l'ENPAP e non già la gestione separata INPS. Errore questo invece che viene fatto frequentemente e al quale quindi bisogna prestare particolare attenzione.